Nel 2022 il PIL del Veneto è destinato ad aumentare del 3,4%, è il risultato migliore di tutte le regioni italiane. Certo è anche che, secondo l'analisi realizzata dall'Ufficio Studi della CGA, gli scostamenti tra le previsioni di crescita delle singole regioni italiane sono minimi. La Lombardia è al 3,3%, l'Emilia-Romagna al 3,2%. Ma considerato anche il più 2,7% di Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, il Nord-Est torna ad avere il ruolo di locomotiva economica del paese. Una ripresa arrivata grazie agli aiuti pubblici erogati dal governo Draghi, dal buon andamento delle presenze turistiche, dagli investimenti, in particolar modo nelle costruzioni, e dal boom delle esportazioni. Se il Veneto torna a trainare l'economia, questa è una buona notizia anche per il resto del paese, che può beneficiare dell'effetto trascinamento. Ora dobbiamo evitare che al rientro delle ferie, il rincaro delle bollette, il boom dei prezzi ci facciano scivolare verso la recessione. Bruxelles quindi deve imporre un tetto al prezzo del gas e il nostro governo deve aumentare gli aiuti a famiglie e imprese in difficoltà. Anche l'ufficio studi della CGA lancia l'allarme per un autunno che si annuncia denso di quelle che, a voler essere ottimisti, si possono definire le incognite del prossimo autunno: il caro energia, l'inflazione, gli sviluppi della guerra in Ucraina e una possibile recrudescenza del Covid, oltre ai segnali di crisi che agitano un'economia tedesca da sempre legata a doppio filo a quella del Nord-Est. Tutti fattori che potrebbero frenare lo slancio economico della prima parte dell'anno.